Il libro praticamente parte dalle origini, da dove è nata la famiglia Rossi e dalle origini si arriva a Schio. Schio era già all'epoca, nel Settecento, era già un polo principale del settore laniero, ma non c'erano grosse industrie, erano tutta quanta cose che venivano fatte nelle famiglie, tutte piccole entità. È arrivato lui, prima di lui è arrivato Tron, era un ambasciatore veneziano, eccetera, che ha rivoluzionato il sistema Poi Rossi è nato ovviamente da suo padre, che aveva fatto una società con un industriale dell'epoca che se n'era andato perché non credeva più nel laniero e si era buttato sull'agricoltura, aveva fatto una società con lui, poi quello si era ritirato, lui ha preso in mano la situazione e praticamente a 17 anni Alessandro, che era andato a studiare in seminario insieme ai fratelli, perché ha 3 fratelli preti e una suora, per dire, è ritornato invece in azienda, l'unico maschio che è tornato in azienda e si è messo di fianco al padre. Ha capito che c'era poco da sviluppare nella situazione ed è andato in giro per l'Europa 2 anni per vedere com'erano le situazioni in giro. Ha portato a casa tecnologie, idee, le ha sviluppate ancora di più e ha lanciato un'impresa della Rossi che è arrivato praticamente ad avere 5.000 dipendenti. Negli anni 800 era una roba il più grande opificio d'Europa e quindi praticamente ha portato avanti tutta una serie di cose, ha costruito case per i dipendenti, ha costruito scuole, ha costruito asili, cioè aveva tutto un sistema di istruire i bambini dal 3° anno di età, li portava su fino a dove volevano arrivare. Quindi fatta questa prima parte del libro che parla di tutta quanta la famiglia, parliamo anche di quelli che sono i discendenti, perché poi il figlio ha fatto la cartiera Rossi, è diventata la cartiera più grossa d'Europa, perché i Rossi praticamente quando mettevano mano a una cosa facevano una cosa straordinaria. Hanno fatto poi il cotonificio Rossi a Vicenza, che quello è diventato una realtà mondiale, e poi le cose sono andate come sono andate. Alessandro Rossi è morto, quindi noi ci trasferiamo a quella che secondo noi è stata un'idea straordinaria, oltre a tutte quelle che ha fatte, cioè quello di creare una figura intermedia di tecnico che non esisteva in Italia. Come dicevo prima, faceva venire i tecnici dal Belgio, dalla Francia, dalla Germania, dall'Inghilterra, però problemi ce n'erano tanti e a quel punto ha pensato di creare questa figura e l'ha creata cercando di fare una persona che oltre a sapere sapesse fare, cioè unire il sapere al fare, ed ha tirato fuori il perito industriale. L'ha fatto a Vicenza per la prima volta, poi si è diffuso un po' questa idea in giro per l'Italia e sono nati altri istituti tecnici. Durante la prima guerra mondiale l'istituto nelle officine fabbricava bombe e armi per l'esercito. Gli austriaci l'avevano saputo, quindi c'era la minaccia dei bombardamenti, quindi hanno fatto trasferire l'istituto, dovevano andare prima a Firenze, poi a Ferrara, in tanti posti, alla fine sono andati a Roma. E a Roma hanno fatto una sede staccata dell'istituto. Quando poi è finita la guerra, tenga presente che per andare giù hanno portato giù tutte quante le attrezzature che avevano, fatto una ventina di treni per andare giù e altrettanto per tornare su finita la guerra. Finita la guerra è rimasto a Roma una serie di persone che sostanzialmente non aveva possibilità di ultimare gli studi e quindi sezione staccata, però poi alla fine sono ritornati a Vicenza completamente e hanno fatto fondare l'Istituto Galilei di Roma, che nel primo consiglio di amministrazione aveva Guglielmo Marconi, che tra l'altro è un perito industriale in quello. Un istituto che ha una forte identità, lei parlava prima della questione come essere diventati alpini, lei da alpino paracadutista sente bene questa situazione? Sì, io l'ho vissuta come alpino paracadutista, ma l'ho vissuta come studente del Rossi. Quando poi io ho assunto anche incarichi a livello nazionale e internazionale, ma quando vado in giro a convegni e cose del genere, vieni vicino a me e mi dice, ho fatto il Rossi anch'io.
Cioè è una cosa straordinaria, una cosa straordinaria. Oppure sono perito industriale anch'io, anche il fatto di essere periti industriali, formandosi in una scuola dove praticamente oltre alla teoria fai anche la pratica, diventi una persona diversa e hai praticamente nel tuo DNA qualcosa che ti permette di fare tante altre cose. Accennavo prima a chi ha inventato tante cose, no? Per esempio anche i pullman. I pullman una volta non esistevano. C'era a Modena uno che aveva le carrozze trainate dai cavalli. Ha mandato il figlio a Rossi, questo si è diplomato in meccanica, ha detto, ma perché non gli mettiamo un motore a sta roba? Come no, sei matto. Ha fatto la prima corriera, il primo pullman e da lì è venuto fuori. Orlandi è un ex allievo, ma esempi, se lei guarda il libro ne trova a iosa. Di sportivi parlavano, Nevio Sala che è stato campione del mondo, era un ex allievo, Franco Picco, quello ha fatto 29 rally, quello era un ex allievo, era capoclasse addirittura all'epoca, insomma, no? E tanti altri, insomma, abbiamo un discobolo che è stato 14 anni campione d'Italia nel lancio del disco, è un ex allievo. Accennavo a quelli che hanno fatto i computer portatili, che sembra una stupidaggine, ma il primo computer portatile che è stato fatto da Olivetti, il team che curava sta cosa, c'erano un ingegnere cinese americano insomma, e poi c'erano 3 periti industriali, 2 erano da Rossi, perché quando uscivano da Rossi trovavano immediatamente posto all'Olivetti, cioè l'Olivetti assumeva le persone prima ancora che si diplomassero. Sì, era veramente, ed è ancora una scuola di eccellenza, perché io con l'associazione ex allievi abbiamo contatti, sono dei ragazzi veramente straordinari. Oggi come oggi più del 60% di quelli che si diplomano vanno all'università. E c'è un elemento nuovo che ai miei tempi non c'era, l'universo femminile. Oggi l'universo femminile copre il 16% degli alunni del Rossi, cosa incredibile, ai miei tempi era vietato. Ne pensi che quando una ragazza faceva domanda per andare a Rossi, il preside allora chiamava i genitori e gli diceva guarda che questa non è una scuola per ragazze, e li convinceva, quindi non andava nessuno. A un certo punto è arrivata una ragazza che da un istituto di Cittadella, mi pare, aveva litigato con un insegnante, quindi si era iscritta a Rossi. Non potevano non accettarla perché aveva già fatto 3 anni, qui andava in quarta. E da lì è iniziata questa scalata anche da parte delle ragazze. Adesso sono tante, veramente tante. E anche adesso ci sono tanti stranieri. Una chicca che ho citato anche nel libro, Rossville, grande famiglia di banchieri eccetera, hanno mandato i figli a studiare a Rossi. Cioè oggi andiamo in America a studiare, loro mandavano i figli qua. Ce ne siamo accorti cercando tra le tante cose, abbiamo trovato una lettera di Rossville padre che scriveva al preside chiedendo di lasciare andare il figlio, che si ritirava. Che strano, si vede che... Abbiamo guardato la data della lettera, 1938, uguale leggi razziali, e quindi questo ha capito che gli portavano via il figlio e se l'è portato via prima lui.